Riapertura dal 3 giugno, via libera del governo agli spostamenti tra regioni, fine del lockdown ma con la massima cautela. Nessuna situazione critica, trend positivo nel monitoraggio, speranza grave, rottura tra USA e OMS, si lavori per ricucire. Viaggi all'estero, lo stop della Grecia agli italiani, Di Maio, nessuno ci tratti come un lazzaretto, Europa risponda a un rischio crollo. Dilaga la protesta dopo i fatti di Minneapolis, un morto a Detroit, arrestato l'agente coinvolto nel fermo di Floyd, contestata l'autopsia. Un rosario contro la pandemia, nel pomeriggio in Mondovisione la preghiera guidata da Papa Francesco, collegati decine di santuari, la diretta su Rai 1. La cultura che riparte, da martedì 2 giugno tornano visibili al pubblico il David di Michelangelo e gli altri capolavori della Galleria dell'Accademia a Firenze, la direttrice del museo Uniamo accoglienza e sicurezza.